Eccoci qua, allora vi presento subito il nostro primo interlocutore, il nostro primo esperto. Ben ritrovato, ben ritornato qui con noi in studio, il presidente di Vega, del gruppo Vega Engineering, Vega Formazione, Mauro Rossato. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Grazie a voi dell'opportunità. Allora, quando abbiamo voi ospiti, e questa volta c'è il Presidente, i temi purtroppo vertono su un'analisi che voi fate costantemente in modo molto attento sul territorio, che riguarda gli incidenti sul luogo di lavoro o in itinere, quindi le morti bianche, le morti causate da attività lavorativa che vengono svolte. Ci sono poi incidenti, e questo ce lo sottolineo tanti telespettatori, di cui si parla forse anche meno, che però rendono menomano la persona, quindi incidenti che provocano delle invalidità, non la morte, però ovviamente per molti è la morte psicologica, fisica e anche per la famiglia, sono ugualmente invalidanti, hanno numeri diversi di cui non parliamo in questa occasione, però ugualmente riguardano sempre l'ambito lavorativo. Quello che ci lascia sconvolti e stupefatti è che di questi temi si parla quando succede un incidente, soprattutto se riguarda poi un giovane o una giovane, e allora è il momento. Poi si sottace il tutto, però continuano a verificarsi. Dal vostro osservatorio, che cosa emerge nel tempo? Se lei dovesse guardare da adesso indietro, e dopo diremo perché da adesso, perché per voi come Vega Engineering è stato un momento importante e significativo, ma ve lo racconterò tra poco. Che cosa nota? Allora, noi monitoriamo il fenomeno degli infortuni da oltre 12 anni ormai. C'è una maggiore sensibilizzazione, c'è una maggiore sensibilità, diciamo, su questo tema, soprattutto negli ultimi 2-3 anni. Che cosa cambia? I numeri non stanno cambiando. Se guardiamo anche i primi 4 mesi di quest'anno, possiamo dirci a livello italiano che qualcosa sembra migliorato, ma in realtà abbiamo sempre il Covid, che quest'anno sta colpendo meno per fortuna rispetto all'anno scorso, e di conseguenza se a fronte di dati numerici che sembrano buoni, cioè un numero di morti sul lavoro inferiore del 15% rispetto ai primi mesi dell'anno scorso, in realtà è dovuto solo al Covid, in quanto colpisce meno, ci sono molti meno morti anche sul lavoro Covid rispetto agli stessi mesi dell'anno scorso. Quindi il fenomeno in realtà degli infortuni veri che si determinano in azienda non è migliorato, ma sta peggiorando. Sta peggiorando. Sta peggiorando quest'anno. Questa è una cosa abbastanza inverosimile comunque, perché passa il tempo, ci sono sempre più aggiornamenti, c'è più sensibilità nel fare anche la formazione, nel premunire i lavoratori di tutte quelle strutture che potrebbero essere necessarie per lavorare al meglio. Passano i decenni, perché poi tra l'altro è passato, però non c'è un significativo miglioramento, se non quando appunto si lavora di meno oppure ci sono altri fattori che entrano in gioco. Ma è mai possibile questo? Allora, le dicevo che rispetto all'anno scorso sulla carta sembra che migliori, ma in realtà se andiamo a depurare dal Covid siamo peggiorati, ma in realtà negli ultimi 5-6 anni abbiamo una stabilizzazione, abbiamo sempre numeri che sfiorano i 1200 persone che perdono la vita ogni anno, senza contare ovviamente, come diceva lei, gli infortuni che non determinano la morte. Addirittura quest'anno, i primi mesi di quest'anno, i primi 4 mesi, abbiamo un incremento degli infortuni sul lavoro pari al 45%, che è un incremento del 45%. È un dato incredibile, il 45% in più rispetto all'anno scorso, e questo ci fa riflettere. Anche questo è dovuto al Covid. Per fortuna il Covid non uccide più nella stragrande maggioranza dei casi, però comunque chi contrae il Covid nei luoghi di lavoro naturalmente comunica all'INEL e quindi vengono riconosciuti come infortunio sul lavoro anche questi. Per chi lo contrae in azienda quindi viene comunicato all'INEL questo, quindi rientra nel soprattutto novero. Nel settore sanitario ovviamente. Ecco, voi dicevo prima, adesso da questo momento guardare indietro, perché per voi questo è un passaggio, può essere un passaggio significativo. Avete rinnovato tutte le vostre sede? Dove sede di Vega Engineering, Vega Formazione, creando nuove aule, creando strutture più ampie, insomma dedicando anche molta tecnologia per la formazione, per far sì di raggiungere un numero sempre maggiore di richieste che peraltro vengono. Quindi, perché vi occupate anche di formazione oltre che di analisi, ovviamente di analisi dati. Vuol dire che la sensibilità da parte delle aziende nel fare corsi di aggiornamento, di formazione, anche nella sicurezza, che sono peraltro obbligatori, ma anche altri corsi, esiste, c'è una consapevolezza, c'è una cultura.
Sì, c'è una consapevolezza, c'è anche una cultura, anche se per cultura dobbiamo intendere un'abitudine a operare in sicurezza e questa ancora non c'è. Però diciamo che gli adempimenti, almeno formali e non formali, anche sostanziali, tipo la formazione, vengono fatti. Purtroppo in certe fasi critiche come adesso, che per fortuna c'è una ripresa economica e quindi anche per quanto soffocata dai motivi che conosciamo bene, tipo la guerra in Russia, ma in Ucraina, però comunque c'è una ripresa economica, soprattutto nel settore edilizio, e il settore edilizio è un settore che è critico da un punto di vista infortunistico, il rischio nei cantieri è molto elevato. Perché questo rischio, in base a tipologia di incidente, resta così elevato? Allora, è disattenzione da parte del lavoratore, incapacità e incompetenza, o è una percentuale di colpa da parte del datore di lavoro dell'azienda che non fornisce gli strumenti, non fa i dovuti controlli, perché poi noi dobbiamo essere sempre controllati, no? Ma sicuramente è un mix di fattori che determinano poi l'infortunio e quindi questi numeri che ho citato prima. Partendo dal lavoratore che a volte adotta dei comportamenti che non sono plausibili da un punto di vista oggettivo di valutazione. Consideriamo per esempio le fasce di età, i più giovani, quindi chi si introduce nel mondo del lavoro, quindi abbiamo statistiche dai 15 anni ai 24 anni, sono persone che hanno un rischio mediamente doppio rispetto a chi ha più di 25 anni. Oppure gli anziani che lavorano nei cantieri edili, causa anche questa ripresa molto forte, questi benefici che ci sono anche fiscali, sì, determinano l'inserimento di persone anche anziane, oltre i 65 anni, che magari non sono in pensione o vanno in pensione, rientrano nel lavoro, comunque sono persone che rischiano moltissimo. Addirittura le statistiche ci dicono che persone così anziane rischiano 7 volte quello che rischiano persone che hanno dai 30 ai 35 anni, 7 volte tanto. Quindi quando si dice andare in pensione in là nel tempo, attenzione perché diventa anche rischioso lavorare, quindi questa è una cosa impressionante. Ecco, noi siamo supportati dalle vostre slide che fanno delle fotografie di una situazione in modo particolare dall'inizio da gennaio ad aprile 2022. Eccolo qua, morti bianche, qui abbiamo dati di gennaio-aprile. Che cosa avete trovato anche zone rosse proprio per colpire molto l'attenzione? Che cosa ne emerge? Abbiamo dei territori diversi nel nostro paese. Sì, allora noi abbiamo creato questa zonizzazione, la chiamiamo noi in Italia, cioè abbiamo diviso, prendendo spunto dal Covid, le varie regioni dandogli dei colori, ma in sostanza le zone che sono colorate bianche sono zone a minor rischio, quindi hanno un'incidenza, un rischio reale, cioè un'incidenza mortale, ossia il numero di morti sul lavoro diviso la popolazione lavorativa, che quindi dà un effettivo livello di rischio che c'è nella zona, cioè nella regione. Quindi bianche sono zone che hanno un rischio inferiore alla media nazionale, all'indice di incidenza nazionale. Gialle hanno un indice che va dal meno 25% al dato medio nazionale, poi arancione supera la soglia media nazionale, e per esempio il Veneto adesso è in zona arancione, e poi rossa naturalmente sono le zone più a rischio che superano del 125% il dato medio nazionale. In sostanza bianco si rischia meno, ci sono meno infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa, il giallo un po' di più ma sempre sotto la media nazionale, l'arancione supera la media nazionale e poi il rosso lo supera abbondantemente. Però rosso vediamo Val d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Puglia, sì anche la Toscana, dove c'è allora un minor percentuale di persone che lavorano sostanzialmente. Ma questi sono già dati che sono pesati sulla popolazione lavorativa. E quindi come mai questa incidenza? Mi sorprende molto il Trentino Alto Adige, che è in genere virtuoso sotto diversi profili, e la Val d'Aosta che... Sì, ne basta uno, insomma. Sì, questi sono dati dei primi 4 mesi, ancora quindi sicuramente varieranno nel tempo, ma normalmente regioni come il Veneto, come vede, e la Lombardia, che sono regioni con una numerosissima popolazione lavorativa, in questo momento li vediamo arancioni, ma l'anno scorso era bianco la Lombardia, giallo il Veneto, quindi sono dati soggetti a variazioni.
ma in questo momento danno una fotografia di quello che è successo nei primi 4 mesi e quindi potrebbero essere anche linee di indirizzo per le regioni o per i servizi che verificano cosa succede poi negli ambienti di lavoro, quindi gli SPISA. Sì. SPISA che peraltro lamentava di non avere personale sufficiente per poter fare tutti i controlli, questo è un altro aspetto. Sì, è una lamentela che va avanti da anni, sì. Ci sono stati anche proclami di nuove assunzioni, però insomma dal momento in cui c'è il proclama, al momento in cui poi ci sono tutti gli adempimenti burocratici, al momento in cui si formano queste persone che devono andare a vigilare nei luoghi di lavoro, al momento in cui ci sono gli effetti ci vogliono parecchi anni. Ma è necessario, cioè perché le cose funzionino da noi in Italia bisogna necessariamente controllare tutto, normare tutto, incasellare tutto quanto, si parla tante volte di cultura della sicurezza, cultura del lavoro, non c'è questa, non siamo come altri paesi un po' più virtuosi. L'esempio che faccio spesso è quello della cintura di sicurezza, forse ci ricordiamo che nessuno di noi la portava anche quando le autovetture ne erano munite e penso che più o meno tutti noi, o insomma la stragrande maggioranza, finché non ha preso le prime sanzioni, prima o seconda sanzione, non le portava le cinture. Un po' alla volta l'uso della cintura quindi è entrata nella nostra abitudine e possiamo dire di avere la cultura della sicurezza. Non in tutte le regioni è così comunque. Rispetto all'Europa avete mai fatto di vedere un po' in Europa se ci sono paesi più virtuosi o meno? Ma sostanzialmente problemi ce li hanno anche gli altri paesi europei. Le norme sostanzialmente sono le stesse perché derivano da direttive comunitarie. Poi vengono in qualche maniera vestite su misura per la realtà del paese, però derivano tutte da un filo comune conduttore che è quello della comunità europea. Le norme sono le stesse e ci sono naturalmente dei paesi che hanno delle abitudini un po' più virtuose delle nostre, però il problema fondamentale a livello europeo, tant'è che è una preoccupazione della Commissione europea, non tanto solo dell'Italia. Sì, infatti perché vediamo un po' la slide successiva, perché dico, sembra inverosimile una cosa del genere, però d'altra parte succede. Anche qui vediamo un attimo la distinzione, proprio quello che lei enunciava prima per le regioni, in base alle regioni, e abbiamo le casistiche sostanzialmente, cioè quanti casi si sono verificati dall'inizio dell'anno adesso fino ad aprile, ricordiamolo. Sì, sono gli indici di incidenza, sostanzialmente il primo che state proiettando è il Trentino Alto Adige, e quindi questi sono gli indici di incidenza, ossia il rapporto tra infortuni mortali e numero della popolazione lavorativa. E possiamo vedere quindi quello che abbiamo visto prima nella cartina estesa, ma qui si nota un po' di più la differenza. Sì, è molto no? Trentino più... Alto Adige ha un indice di incidenza molto elevato, indice di incidenza di mortalità molto elevato. E poi a scendere tutte le altre, fino a quando l'indice si abbassa, fino ai livelli minimi che sono le zone bianche. Assolutamente. Allora, andiamo alla slide successiva perché anche questa è interessante in quanto ci fa capire le modalità di accadimento e questo dovrebbe già aprire delle possibilità anche di indagini, di analisi più approfondite qualora qualcuno volesse mettere anche l'impegno per risolvere le questioni. Che cosa avete riscontrato? Sì, fondamentalmente quest'anno c'è stata una ripresa economica e quindi anche un maggiore spostamento dei lavoratori, no? Il lavoro da casa è diminuito fortemente, per cui c'è uno spostamento in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro, e di conseguenza gli infortuni in itinere sono aumentati rispetto all'anno scorso. Gli infortuni nei luoghi di lavoro si fa complesso il paragone sempre per il discorso del Covid che ha falsato un po' tutti i dati che abbiamo, però comunque sostanzialmente nei luoghi di lavoro sostanzialmente la situazione è stabile se non aggravata se andiamo a togliere i casi Covid. Poi c'è anche il discorso di chi si fa male quando in occasione per esempio guidando nei trasporti, il settore dei trasporti, della logistica e dei trasporti è il settore più colpito dagli infortuni mortali. Segue la cantieristica che come vi dicevo è uno dei luoghi più a rischio, questo un po' lo sappiamo da sempre, proprio perché si lavora in altezza, si lavora anche con dei carichi che sono molto pericolosi sugli impianti
Di conseguenza possiamo dividere, come vedete qua, modalità di accadimento. In occasione di lavoro si intende nei luoghi di lavoro, oppure per motivi di lavoro, ossia durante le 8 ore di lavoro quando si viaggia con un mezzo di trasporto, oppure in itinere, che quindi lì in itinere sono nel tragitto casa-lavoro. Chiaro, che anche questi sono abbastanza frequenti comunque, contrariamente a quanto uno può immaginare, ce ne sono tanti. Ce ne sono moltissimi, colpiscono anche le donne, mentre le donne normalmente sono colpite meno nei luoghi di lavoro, anche se anche qui il Covid ha falsato, perché nel settore sanitario ovviamente c'è molta presenza femminile e quindi voi avete troviamo anche il molte settore denunce. sanitario, anche quello importante infatti. Andiamo ancora avanti nella slide che ci mostra uno spaccato che un po' riassume, forse chiarifica quanto si stava dicendo, perché si vedono bene le percentuali. In occasione di lavoro senza mezzo di trasporto 164, la fascia azzurra. Sì. In occasione di lavoro vuol dire proprio senza mezzi di trasporto, quello che succede proprio quando operi in azienda, sostanzialmente. Nell'azienda, quando utilizzi un macchinario. Che poi tra l'altro voi avete fatto anche in passato delle indagini, continuate a fare, spezzettando ulteriormente, andando a vedere anche l'età, il giorno della settimana in cui maggior frequenza si verificano questi incidenti, che contrariamente a quanto uno si immagina è all'inizio della settimana. Sì, in questo momento è il martedì il giorno più colpito. Era il lunedì una volta. Era il lunedì, sì, infatti. Comunque vedrà che probabilmente tra qualche mese, quando i dati dell'anno saranno un po' più consistenti, passeremo al lunedì. Comunque lunedì, martedì più o meno siamo lì in questo momento. Il lunedì probabilmente al rientro dal weekend si tende a essere un po' più distratti o magari anche più stanchi, perché la stanchezza incide molto comunque nel rischio di infortunio. Tant'è che i giovani mediamente soffrono meno anche per questo motivo, anche per la prestanza fisica rispetto agli anziani. E quindi il giorno, ma l'età, le fasce di età sono molto interessanti, perché spesso e volentieri, per non dirle quasi sempre, quando si valuta il rischio in un'azienda non si tiene conto delle fasce di età. Ci sono aziende che hanno una popolazione lavorativa, chiamiamola così, comunque dei dipendenti, del personale giovane. Ci sono aziende che hanno personale meno giovane, di questo bisognerebbe tenerne conto, perché come vi dicevo prima cambia moltissimo il fattore di rischio, cioè l'indice di incidenza, ossia qual è la probabilità che accada un infortunio, per gli anziani è 7 volte maggiore, come vi dicevo, rispetto a una persona di un'età giovane, 30 anni, 35 anni. Ma anche nei giovani c'è una differenza tra chi entra all'inizio nel mondo del lavoro, quindi 15-24 anni, tant'è che ci sono stati ultimamente dei casi durante lo stage. Infatti questo era l'altro capitolo che volevo affrontare, perché siamo stati anche là sollecitati ad affrontare questo problema molto delicato, e che poi ha mosso anche molti giovani e ha creato un po' di malumore. Allora, prima completiamo questo capitolo qui di analisi che voi avete fatto. Relativamente a questo aspetto, lei giustamente diceva che sono più anziani, è un dato di fatto oggettivo, e questo ce lo fa anche comprendere bene, però stavo pensando, le persone sono sensibili anche dopo un certo periodo di tempo che lavorano in azienda, che rivestono un certo ruolo, ad essere stimolate ad adottare anche criteri lavorativi che richiedono un maggiore attenzionamento, che richiedono anche il porsi diversamente rispetto all'abitudinarietà, perché credo che sia l'abitudine che fa sì che la persona, sto pensando ai cantieri, nel settore edilizia, no? Ma anche chi utilizza certi macchinari lo fa con una certa facilità. Certo. Sì, ma basta pensare come guidiamo noi. Alla guida di un'autovettura si presta attenzione, sì, però con il tempo si tende sempre a perdere quel livello, quella sensibilità, quell'attenzione che fa sì che poi certi incidenti non succedano. E questo succede anche nel mondo del lavoro, cioè la troppa esperienza porta anche ad abbassare la soglia di attenzione, no? Ecco, questo è uno dei motivi per cui le persone anziane che hanno molta esperienza tendono a dammi qua che faccio io, no? Sì, so fare io. Poi, soprattutto in certi luoghi come i cantieri, questo può portare a conseguenze tragiche. Quindi i livelli di attenzione e naturalmente la prestanza fisica, perché nelle persone più anziane la prestanza fisica è minore, quindi togliersi anche da un eventuale pericolo, quindi allontanarsi da un pericolo, da un punto di vista, pensiamo a lavorare in un ponteggio, rischio caduta, togliersi, aggrapparsi a qualcosa, la prestanza fisica fa la differenza. Infatti gli infortuni nelle persone anziane sono molto
hanno una probabilità di accadimento molto elevata. Maggiore. Benissimo, interrompo un attimo, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo insieme, parleremo anche dei più giovani, parleremo di questi periodi formativi, alternanza scuola-lavoro, come vengono anche definiti, e il problema di incidenti che purtroppo si verificano, ma anche della formazione, l'importanza degli aggiornamenti, di fare dei corsi, di essere stimolati, di vedere la realtà dove si lavora anche sotto occhi prospettici diversi. Dopo la pubblicità.